Mestre. Ennesima rissa sfiorata che ha coinvolto una ventina di minorenni all'interno del centro commerciale Le Barche. Sconosciuto il nodo del contendere, ma la tensione è salita a tal punto da fare intervenire la sicurezza, che è riuscita a calmare gli animi. Sul posto poi una volante del 113 che ha identificato 2 minorenni, una di 17 e l'altra di 16 anni, presenti all'inizio della rissa con 2 coetanei albanesi. Il resto del gruppo nel frattempo aveva fatto perdere le tracce. Non è la prima volta che minorenni sono protagonisti di fatti spiacevoli in zona, ecco perché l'attenzione delle forze dell'ordine resta alta. Jesolo. Gli agenti della municipale hanno scoperto 2 cuccioli di pastore caucasico stipati in una gabbietta sommersa dalle valigie, in condizioni igieniche precarie e in stato di sofferenza, in un rimorchio trainato da un furgone fermato in via Orlanda. I 2 cagnolini di razza sono stati presi in affidamento da un veterinario dell'ULSS 10 e ora stanno bene. I carabinieri avevano segnalato il furgone sospetto con targa romena, 8 persone a bordo e il rimorchio. Una volta fermato sono iniziati i controlli, poi l'amara scoperta. Secondo quanto riferito dall'uomo che si è dichiarato proprietario dei 2 cuccioli, i cani erano diretti nella sua abitazione di Cittadella, ma dopo un'analisi il veterinario li ha presi in affidamento. Il proprietario è stato sanzionato con 200 euro di multa. Venezia. Un uomo di Silea ha acquistato una moto da un privato, ma mentre percorreva la strada verso casa il bolide ha preso improvvisamente fuoco. Ad un tratto il Centauro ha sentito forte calore provenire dal retro, tanto da doversi fermare per cercare di capire cosa stesse accadendo, e il mezzo ha iniziato a prendere fuoco. Inutile ogni tentativo di spegnere le fiamme, la moto si è disintegrata. Sul posto la polizia stradale per gli accertamenti e i vigili del fuoco per recuperare il mezzo e lo spegnimento delle ultime fiamme. Nessuno è rimasto ferito.